cori di Scuola Nuorese, nonostante la loro storia recente, costituiscono oggi una realtà assai diffusa in tutta l'isola. Dai primi esempi, sorti a Nuoro negli anni 50, la coralità si è andata affermando in modo assai rapido, permettendo alle persone di stare assieme facendo una musica coinvolgente e non troppo impegnativa sul piano tecnico. Oggi in Sardegna i gruppi corali costituiscono una realtà ben radicata. Nell'isola sono infatti presenti oltre 100 formazioni, distribuite capillarmente su tutto il territorio regionale. La loro musica è oramai un'immancabile presenza in diversi contesti. I coristi si ritrovano insieme periodicamente nel corso dell'anno per svolgere le prove sotto la guida del direttore. Queste sono le occasioni per mettere a punto il repertorio, per insegnare le parti ai nuovi canti, ma anche per stare assieme e divertirsi in compagnia. Fra i contesti esecutivi la maggior rilevanza è assunta dal concerto, all'aperto, su palco, in anfiteatri, o al chiuso in teatri ed auditorium. Molto comuni sono anche le rassegne, raduni a cui partecipano diversi cori, occasioni di confronto fra le diverse realtà che praticano questo genere musicale. L'esibizione su palco, in concerto o nelle rassegne è seguita normalmente da momenti conviviali, in cui gli appartenenti ai diversi cori cantano insieme, in un clima informale, i brani più noti del repertorio. Spesso i cori vengono invitati a partecipare alle celebrazioni religiose per le feste patronali, i matrimoni o altre ricorrenze. In tali occasioni eseguono sia i canti fissi della messa sia i canti religiosi più noti come l'Ave Maria e il Suo Perdono. In alcune località dell'isola i cori partecipano ai riti della Settimana Santa. Cantare in coro è percepito come un momento ludico, ma viene altresì vissuto con senso di responsabilità e impegno. Ogni cantore cerca di dare il meglio di sé e di condividerlo con i propri compagni. Solo in questo modo si può raggiungere la perfetta armonia.